Bob, grazie per il tuo impegno che ormai arriva a 50 anni. Grazie per essere qui. E ti chiedo una cosa, visto che purtroppo alcuni studenti dovevano andare via perché hanno degli orari scolastici, ma hanno visto gran parte del film, e nel film tu dici che è importante fare esperienza della natura, dell'ambiente, per imparare a proteggere, e quindi parli della tua discesa del fiume Franklin come un'esperienza trasformativa. Non so se esiste questa parola in italiano, ma mi sembra molto, molto bella questo messaggio anche, no? Di provare per poi cambiare qualcosa di sé. Grazie. Thank you, everybody. The Franklin River was the wildest river left in Australia, and I was a doctor treating people, most of whom had symptoms of anxiety, blood pressure, skin rashes, stomach ulcers, sleeplessness. But nature is the greatest healer of anxiety. So should we destroy nature to build more tranquilizer factories, or keep nature for all people to come to enjoy and to relax with? That was the essence of fighting to save that river. I hope you can all come and float down the Franklin in the future. Innanzitutto grazie. Il fiume Franklin era uno dei fiumi più selvaggi dell'Australia. Io come dottore curavo pazienti che soffrivano principalmente di ansia, di pressione alta, di rash cutanei, di ulcera e anche di insonnia, ma credo che la natura sia la più grande medicina, quindi dobbiamo chiederci se è meglio distruggere la natura per costruire fabbriche che producono tranquillanti, oppure se preservarla questa natura affinché tutti poi ne possiamo godere. E penso che sia proprio questa l'essenza dell'aver salvato proprio dell'aver difeso il fiume. Quindi vi invito anche voi a venire a vedere il fiume Franklin. Sicuramente sarebbe meraviglioso poterci andare tutti. Ti chiedo qual è l'importanza di fare esperienza, di andare nei boschi, di andare lungo i fiumi. In che modo ti ha influenzato questo? It is very important to go to nature to live longer, to live happier, to be more relaxed in oneself. And we are all creatures of nature. Our minds and our bodies come from nature. That is why we give flowers as a sign of love to each other. So if we destroy nature, we are destroying a pathway to relaxation and love and happiness in ourselves. And we must stop every bit of the destruction of nature. It has gone too far. We need to bring it back. È importantissimo, la natura è fondamentale per poter vivere a lungo, per poter vivere felici e più rilassati. Siamo tutti creature della natura, mente e corpo, ed è per questo che noi come dono di solito offriamo dei fiori per mostrare il nostro amore. Quindi se distruggiamo la natura, distruggiamo anche la nostra possibilità di rilassarci, di essere felici, di godere della vita. Quindi dobbiamo assolutamente fermare tutte le forme di distruzione della natura, perché siamo andati veramente già troppo oltre e dobbiamo assolutamente tornare indietro. Qual è l'importanza delle immagini? Lo abbiamo visto nel film, questa foto del fiume Franklin, ma anche queste immagini meravigliose delle foreste per il cambiamento, per portare un cambiamento nella politica, nella società.
without pictures, you lose, because they allow nature to speak for itself. We can talk into the microphone forever, but the pictures of nature are much more powerful. So we are lucky we have modern technology to assist us to keep ancient nature going. Through, in everybody, the world wants to protect nature, but big money is exploiting it faster than ever. We have to go to nature, bring back the pictures, get it to the people, because only the people can stop this destruction. It's not environmentalists, it's the people as a whole who will stop this destruction on the planet, which is currently at the greatest rate in all of human history. Senza le immagini perdiamo, perché la natura attraverso le immagini riesce a raccontare se stessa. Possiamo parlare nei microfoni per sempre, ma niente sarà mai potente proprio come un'immagine. Per fortuna abbiamo delle tecnologie moderne per fare questo. È sicuramente fondamentale salvaguardare la natura, ma dobbiamo pensare che ci sono i cosiddetti big money, il denaro che effettivamente sfrutta la natura a ritmi mai visti prima. E quindi appunto è importante andare in luoghi naturali, fare delle foto e mostrarle alle persone, perché sono proprio le persone che potranno fermare questa distruzione, non solamente gli ambientalisti ma la società in generale, e per poter costruire appunto un futuro. If I may, when in Friday week I am in the court for standing in front of a tree which had this bird. Okay. It's the fastest parrot on earth. Okay. And they were destroying the trees it nests in. Okay. And it is possible to be jailed for 1.5 years for standing in front of this tree. But jail is a great place to write a book about nature. Venerdì dovrò comparire di fronte a un tribunale perché sono stato con l'accusa di essere rimasto di fronte a un albero che tra l'altro è la casa di questa specie di pappagallo di cui ho la spilletta, che è uno dei pappagalli più veloci tra l'altro al mondo, e la condanna può essere fino a 1 anno e mezzo di prigione. Per essere stato semplicemente di fronte a un albero, però in effetti la prigione è un ottimo posto per poter scrivere un libro sulla natura. 5 anni fa sono iniziate in tutto il mondo, in Europa, le proteste dei giovani per il clima, e questi ragazzi chiedevano e continuano a chiedere, anche se con forme diverse, con manifestazioni più piccole e in forme diverse, chiedono giustizia climatica. E un po' lo hai già accennato tu, chiedere di tutelare l'ambiente significa anche tutelare la nostra società e noi come esseri umani. A che punto siamo con questa lotta, Bob? We are losing rapidly. This year, the average global temperature is up nearly 2 degrees. Antarctica is melting. Yesterday, news that most of the Great Barrier Reef in Australia, the world's biggest coral reef, is dying from heat. Forests are dying. Extinction is increasing. We have to make a stand. It is our right. My job as an old man is to license young people to make a peaceful stand for this planet. Nothing else will turn it around.
Sicuramente la stiamo perdendo anche molto velocemente. La temperature medie in tutto del mondo sono aumentate di 2 gradi nell'ultimo anno e i ghiacci dell'Artico si stanno sciogliendo e la barriera corallina anche sta morendo, la barriera corallina australiana che è la più grande al mondo sta morendo proprio a causa di questo aumento delle temperature. Le foreste vengono tagliate e anche sempre più animali si stanno estinguendo, quindi dobbiamo assolutamente prendere posizione, una forte posizione. Questo è un nostro diritto e credo che il mio lavoro sia quello di lasciare che i giovani prendano una posizione forte in maniera pacifica per tutto il mondo, altrimenti non ci sarà nessun cambiamento. Con la tua fondazione, Bob, lavori e sei fonte di ispirazione per le persone e per tantissimi giovani. Qual è il messaggio che vuoi dare alle persone che sono qui oggi e molte sono giovani, hanno il futuro davanti e come fare per avere un futuro migliore? Oh, thank you. It is very important to have fun. So much bad is happening. But go to parties. Find good companions. Finish your education. Get that certificate. Do not panic. If it is so urgent you must stop everything, well, go and read a book. There is time. So, above all, look after yourself, find happiness, and use that happiness to power turning around our human destruction of this planet. Credo che la cosa più importante sia divertirsi. Tante cose brutte stanno succedendo purtroppo, ma è comunque importante fare festa, trovare dei buoni compagni, finire la scuola, non andare in panico. Se ne sentite l'urgenza, smettete tutto e semplicemente andate a leggervi un libro e soprattutto prendetevi cura di voi stessi, prendetevi del tempo per trovare la propria felicità, perché questo poi è il potere che riuscirà a cambiare questa distruzione che vediamo nel mondo. C'è qualcuno tra il pubblico che vuole intervenire, vuole fare una domanda a Bob Brown? Sì, vedo già due. Ok. Do intanto il microfono qui giù, Buongiorno, mi pare che Buongiorno. in tutta la sua attività, che è durata moltissimo, sia parlamentare come attivista e come anche uomo, lei abbia dato voce a chi non ne aveva, anche agli alberi e all'ambiente che non ha potuto difendersi. Questo perché lei ha una grande capacità comunicativa. Com'è stata anche l'esperienza sul set dove ha dovuto imparare il linguaggio cinematografico? Grazie. See, I was very shy. I was with the Dalai Lama from Tibet in Australia, and a 14-year-old girl said, "What do I need to succeed in life?" And I thought he would say compassion, caring, selflessness. But no, he grabbed her hand and said, self-confidence. It is so important. We have many brutal people running this world. The contradiction is that gentle, loving, caring people have to look them in the eye and tell them, you are going. This planet belongs to the thoughtful, the long-sighted, the people who care for their grandchildren, not you.
Io sono una persona molto timida. Una volta incontrai il Dalai Lama in Australia e una ragazza gli chiese qual è la chiave del successo. Io pensavo che lui rispondesse la compassione, la cura, l'amore. Invece no, disse la fiducia in se stessi, che è una componente secondo me fondamentale, perché il mondo purtroppo è gestito e governato da persone brutali, invece al contrario le persone che sono invece molto, molto buone devono guardarli negli occhi e dire voi dovete andarvene, perché questo è il nostro mondo, è il mondo di coloro che hanno una visione a lungo termine. Buongiorno, sono anch'io una persona timidissima, ma voglio farmi forza per ringraziarla, per non essere morto prima di tutto sulle river del Franklin, nelle rapide, per tutto quello che ha fatto dopo, dimostrando che è stato fonte di ispirazione per un sacco di persone, che quando le persone sono correttamente informate sanno da che parte stare, sanno come agire, sanno prendere parte. E il problema cruciale, secondo me, è proprio questo, cioè coinvolgere le masse grandi, enormi, su questi temi, perché molte volte vedono soltanto il lavoro, l'interesse economico che può derivare da continuare a operare come si è sempre fatto, e non si riesce proprio a far capire il problema nella realtà qual è. Ma dico, per esempio, anche un documentario così importantissimo, io vorrei farlo vedere a tutte le persone che conosco, ma se non venivano qui questa mattina, quando, dove? È un semplice esempio. A Trieste in questi giorni c'è una mostra meravigliosa di Sebastião Salgado sul tema delle distruzioni in Amazzonia. Sono solo immagini, ma evocano tutte le cose di cui lei ha parlato. Ma è importante che le persone sappiano. Io mi chiedo, non dovremmo parlare di altro, dovremmo accendere la televisione e vedere solo questo, sentire le conferenze per strada e parlare solo di questo. Cosa c'è più importante della nostra casa? Grazie. Gracias. It is just 5% of people who change the thinking of 100%. 95% just want to have life and keep going. This is how the suffragettes got the vote for women, how we got children out of mines into schools and ended slavery. It is the same with the ecological revolution to save this planet. And we must not despair that most people are not interested. But that is why we go to the forest, stand in front of the bulldozers. The news media must cover it. Then people get to see it. Oh, and then I will tell you a story. Il 5% delle persone cerca di cambiare la mentalità dell'altro 100%, diciamo, mentre il 95% semplicemente se ne frega. E questo è quello che hanno fatto le suffragette con il voto alle donne, o quello che è stato i traguardi che sono stati raggiunti, per esempio togliendo i bambini dalla schiavitù e mandandoli a scuola. Ed è questo anche, lo stesso vale per la rivoluzione ecologica. Non dobbiamo disperarci se non c'è interesse, ed è per questo che noi andiamo appunto di fronte agli alberi, ci schieriamo di fronte ai bulldozer, perché in questo modo poi i media sono attratti da questa notizia e poi ne parlano. In my little story, 30 years ago, if I walked up the street in Tasmania, I needed somebody to come with me to protect me. People would say, I am going to hit you, I'm going to kick you. Now, I am all the time stopped by people who say, can we have a photo? Can we have a selfie? I haven't changed, but the world is changing very rapidly for the better. Una piccola storia, 30 anni fa dovevo camminare per strada sempre accompagnato da qualcuno perché venivo minacciato continuamente, mentre adesso le persone mi fermano ma per fare delle foto con me, quindi non sono io ad essere cambiato, ma il mondo che sta cambiando in meglio.
Hi, good morning. My question is, where is Paul? Hi. Thank you. Yeah. Yeah, that's my question. Yeah. I do not go anywhere without Paul. Otherwise, I would miss the bus or the train. But we have a great companionship, and I must say that I hope everybody finds a good, strong companion. He's a farmer, and he works in the arts community in Tasmania, and he runs his own life. He's very active also. So, but he is a better cook than me. Sì, io e Paul siamo inseparabili, altrimenti perderei treni, autobus, eccetera. È un ottimo compagno per me, spero che tutti voi possiate trovare un compagno altrettanto buono e forte. Lui è un contadino, ma lavora anche nel settore delle arti, ha comunque una vita molto attiva e soprattutto è un cuoco molto migliore di me. Però io lavo i piatti meglio. Grazie, voglio prima di tutto ringraziare Bob Brown per quello che è, per quello che è stato, per quello che ha fatto e che continuerà a fare, si capisce, insomma, con tutta questa energia che riesce a trasmettere. Anch'io sono molto contenta di essere venuta a vedere questo documentario, questo film affascinante, e l'ho trovato ancora più bello di quanto mi aspettassi, ecco, dalla presentazione. Sarei molto contenta che venisse diffuso, perché c'è ancora bisogno di far crescere la coscienza per quanto è importante rispettare il nostro pianeta, salvarlo e far sì che possa continuare a trasmetterci la vita che abbiamo visto essere enorme dentro di sé, no? Penso però che ci sia anche bisogno di partire dalle piccole cose, perché noi qui non abbiamo una foresta della Tasmania, che è una cosa meravigliosa, ma abbiamo alberi, piccoli alberi, dei parchi, delle case, e tutti noi dovremmo salvarli, salvaguardarli, perché ogni albero con la sua vita è importante. Quindi ognuno di noi, non serve andare in Tasmania, può fare qualche cosa per il proprio paese. Yes, I so much agree with you. We are all in this together, and so we have to work in our own countries, but we are all part of a single little planet that provides us with everything we have. As Gaudi, the great architect of Barcelona, said, all human creativity comes from the book of nature. We destroy that book anywhere, and we are destroying part of our own souls everywhere. It is so important, every parliament should have written on the door, will future generations thank us for what we do here? Everything must be seen through the lens of coming generations and our fellow creatures, those two things. At the moment, it's all me now. We have to turn that around to them later, and then we can be happy too. Sì, sono assolutamente d'accordo, perché siamo tutti uniti in questa lotta. Dobbiamo lavorare ognuno, agire ognuno nei propri paesi, ma dobbiamo ricordarci anche che facciamo parte di un solo e
piccolo pianeta e ed è quello che abbiamo, è tutto quello che abbiamo. Come disse l'architetto Gaudì, tutta la creatività umana viene dal libro della natura e se distruggiamo questo libro distruggiamo noi stessi e la nostra creatività. Quindi credo che sia importante che su ogni Parlamento ci sia scritto le generazioni future ci ringrazieranno per questo. Credo che appunto il focus debba essere sulle generazioni future e anche sulle le altre creature della natura. Ora ci siamo noi qui, ma il focus deve spostarsi anche su loro e nel futuro. And I can add, we are lucky in Tasmania because our foundation has just employed Margareta, who comes from between here and Venice. Her mum and dad are here today, and she is wonderful. She's a great, happy, intelligent young woman. So thank you, Italia, for sending her to Tasmania. Siamo molto fortunati in Tasmania perché nella nostra fondazione adesso lavora Margherita, che è una giovane ragazza i cui genitori sono qui oggi. Tra l'altro è una ragazza davvero molto brillante, molto felice, quindi grazie Italia per averci regalato Margherita. Io ho ancora 2 domande qui dal pubblico e poi chiudiamo. Grazie per tutto quello che ha fatto e grazie per quello che ancora farà, perché le persone come lei non vanno mai in pensione. Avevo una curiosità. Nel documentario è stato detto che per quanto sia un gesto che i boschi di allevamento, chiamiamoli così, in realtà sono più il rimboschimento è più sensibile ad incendiarsi, si incendia più facilmente. E volevo chiedere, rispetto agli spaventosi incendi che ci sono stati in Australia nel 2019, se non mi ricordo male, se questi rimboschimenti hanno incentivato l'allargarsi degli incendi e se questa cosa spaventosa che ha colpito l'Australia ha cambiato la sensibilità degli australiani, ha fatto sì che prendessero più coscienza di cosa vuol dire non proteggere il proprio ambiente? Grazie. We have enough plantations to meet all our wood needs in Australia. We do not need to cut another tree from the native forests. But the government gives the loggers money to cut the trees and they make money from the government. It is subsidised. That said, as the planet is heating, the fires are worse and they are going to get much worse still. So we are going to, and Australia is opening more coal mines and gas extraction. It is one of the worst countries in the world for greenhouse gas production. So we are in this vicious cycle of logging forests, heating the planet, burning more forests. It is an emergency, but we have to keep smiling. And what is good is that young people are voting Green. There are now more young Australians under 35 years voting for the small Green Party than for the Conservatives. And the prediction is that's going to increase. They will not turn around. They are going to continue voting away from the old politics for a new politics of social justice and the environment.
In realtà in Australia abbiamo abbastanza legna da non dover effettivamente tagliare più alberi, ma il paradosso è che in realtà questi tipi di industrie sono diciamo, è il governo che dà proprio del denaro, che finanzia questo tipo di industria. Appunto, come dicevo, il pianeta è sempre più caldo, ci sono sempre più incendi, sempre peggiori tra l'altro, come abbiamo visto appunto in Australia, e il paradosso è che l'Australia ha sempre più emissioni di gas serra, e allo stesso tempo però apre sempre più centrali di carbone, miniere, scusa, grazie. Per cui appunto c'è questo circolo vizioso di un maggior disboscamento, aumento delle temperature e aumento degli incendi, e quindi una vera e propria emergenza. Però non dobbiamo scoraggiarci, perché sempre più giovani sotto i 35 anni votano per i Verdi, e quindi questa è una tendenza che va consolidandosi, e quindi i giovani stanno abbandonando la vecchia politica a favore di una politica nuova che sia più pro ambiente e per una giustizia sociale. Grazie. L'ultima domanda. Molto velocemente, volevo chiederle se ripercorre tutta la sua vita fino adesso, qual è l'insegnamento per lei più importante, per lei, non per gli altri, e l'azione più importante che lei ha preso. E grazie. That the meek won't inherit the earth, we have to take it. And that good-hearted people get overrun by heartless men and women, mainly men. And we have to be defiant, peacefully defiant. And it is, we are in a global crisis. We need to meet that with a global mobilisation of good people, not Putin, not Xi, not Trump, but good-hearted men and women. 40 years ago, I gave a talk that women only should be allowed in Parliament. It went down like a lead balloon. But it is very important for us to defy our own feeling of inferiority, of they're too powerful. We need to look them in the eye and say, we are going to replace you. That's important. And young people everywhere say, thank you, Bob, for your inspiration. And I say to them, thank you for your inspiration. It's wonderful. The bright, intelligent determination of young women and men right round the world. That's growing. Spesso le persone buone vengono, come dire, un po' spazzate via, no? dalle persone meno buone, uomini e donne. Quindi dobbiamo però sfidare questa situazione, diciamo, dobbiamo ribaltare questa situazione in maniera pacifica. C'è una grande crisi mondiale, ovviamente, ma questo comporta anche la mobilitazione mondiale di tante persone appunto buone, non i Putin, non i Trump. 40 anni fa ho detto che solamente le donne avrebbero dovuto lavorare in Parlamento, ma poi diciamo è un po' caduta, diciamo, questa provocazione, ecco, non è stata raccolta. Credo che la cosa più importante sia quella di andare oltre questo senso di inferiorità che abbiamo, e dobbiamo guardare negli occhi queste persone diciamo cattive e dirgli che noi prenderemo il vostro posto, e sono i giovani che lo faranno. I giovani spesso mi ringraziano e mi dicono grazie perché sei per noi una fonte di ispirazione. Io dico a loro grazie a voi perché siete voi per me una fonte di ispirazione, e credo che appunto le persone, i giovani intelligenti, determinati, brillanti stiano davvero in tutto il mondo, stiano veramente aumentando. Thank you. I also want to thank Italia, for Claudio Alcorso.
He was in the movie, an older man in a red jacket who got arrested at the Franklin. He was my mentor, a wonderful man of the arts and the environment, and for getting confidence into young people. So down it goes. And finally, the motto. Our motto. Don't get depressed, get active. Of course, sorry. Claudio. Claudio, okay. Sì, vorrei ringraziare anche l'Italia per Claudio Alcorso, che si vede nel film e che è stato arrestato appunto per delle proteste molto pacifiche. È stato il mio mentore sia nell'arte ma anche a livello ambientale, è lui che mi ha dato questa sicurezza. E il nostro motto è non deprimetevi ma agite. Grazie.